Quando il lockdown era ancora una parola sconosciuta ai più e soprattutto una prospettiva inimmaginabile, il turismo iniziava già a soffrire le prime conseguenze del diffondersi del coronavirus. Il settore è stato il primo a subire le conseguenze della crisi economica provocata dall'allarme sanitario e sarà probabilmente l'ultimo a rialzarsi. Non a caso dei 50.000 posti di lavoro persi in regione per la pandemia, ha detto il presidente Zaia, 35.000 sono legati al turismo, spesso lavoratori stagionali, ma non solo. Salvare il comparto e i suoi lavoratori è una delle priorità, secondo il segretario regionale dell'UGL Sebastiano Costalonga. Io sono arrabbiato perché l'altro giorno ho sentito l'intervento di Conte che non dà assolutamente nessuna risposta. Non dà risposta alle tante aziende che sono legate al turismo, perché il Veneto sì, è una tra le regioni più produttive d'Italia, ma lavora con il turismo, ci sono migliaia e migliaia di aziende che lavorano nel comparto del turismo, piccole e medie, che formano il tessuto di questa regione. La richiesta è di una maggiore attenzione a tutte quelle persone travolte dalla crisi. Le persone che non troveranno sicuramente altro lavoro. E i sostituti dei gondolieri, i tassisti che lavorano, i dipendenti di tassisti sono stati messi a terra, sono stati licenziati da subito questi addirittura e non avevano diritto alla cassa integrazione, perché non era prevista. A queste persone la NASPI prima o poi terminerà e quindi queste persone non sapranno come riuscire a portare avanti la propria famiglia.